Un noto quotidiano economico ha pubblicato la consueta classifica di gradimento dei sindaci e presidenti di regione, da cui risulta che il governatore del Veneto Luca Zaia è il più apprezzato d'Italia. Lo stesso non si può dire per il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, che si piazza al 99° posto della classifica, con un calo di 9 punti percentuali rispetto alla precedente. Il primo cittadino in una nota dichiara: i sondaggi sono l'ultima delle preoccupazioni, sondaggi ce ne sono di ogni risma e per tutti i gusti, così come non mi scompongo per quelli che pochi mesi fa mi vedevano con gradimenti elevatissimi, non mi agito minimamente per quelli che mi danno dati diversi. Alla fine resto un padovano tra i padovani. Per sentire il polso di Padova non ho bisogno di leggere la rassegna stampa, perché lo faccio ogni giorno camminando per la città, parlando con la gente, bevendo un caffè al bar, ascoltando da mattina a sera i problemi per cercare soluzioni. Dall'opposizione però ribattono: è colpa dell'immobilismo del sindaco, bloccato da troppe correnti interne che non gli permettono di gestire e prendere in mano la città. Non è in grado, non sa gestire una città, fare il sindaco non è un mestiere per tutti, dobbiamo dirci anche la verità. Giordani è stato un grande imprenditore, nessuno toglie a lui questo ruolo, però un conto è amministrare le cose proprie e un conto è amministrare la cosa comune, ben diverso. I padovani hanno bisogno di qualcuno che prenda le decisioni. Possono essere popolari o meno, ma bisogna prendere decisioni, bisogna avere un'idea di città. Oggi manca totalmente una visione di città.